Non si placa la polemica politica sulla questione dell'ex Esit e sul mancato finanziamento da parte della Regione del progetto di recupero dell'albergo presentato dal Comune di Nuoro nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana. Una polemica che ha visto un duro scontro tra il movimento Idea Comune e l'amministrazione comunale. Al centro della polemica la valutazione del punteggio attribuito dalla Regione al progetto presentato dal Comune, che ha ottenuto 34 punti su 100, piazzandosi al 52esimo posto. Il botta e risposta tra la maggioranza e Idea Comune ha riguardato diversi aspetti tecnici del progetto. Idea Comune oggi con una nota ribadisce la propria posizione critica e contesta all'amministrazione comunale sia la scelta di puntare sull'ex esiti, che si sapeva fin dall'inizio non avrebbe goduto di premialità concesse solo al recupero di immobili ex FDS, ex Isola, ex Agris e ex Laore, ma anche i 24 punti che sarebbero potuti arrivare se il Comune si fosse associato con altre amministrazioni. Ma il punto cruciale, secondo il movimento politico, è quello di non aver coinvolto la comunità nuorese nella decisione. In quel caso, secondo Idea Comune, cittadini e associazioni avrebbero potuto avanzare proposte come quella elaborata al movimento per il recupero delle stazioni e dei caselli ferroviari della linea che da Nuoro arriva fino a Macomer. In questo caso creando un progetto ad altissimo interesse archeologico e naturalistico. Purtroppo invece quelle azioni di democrazia partecipata che tanto piacerebbero anche a Idea Comune e che sono parte persino del programma elettorale dell'attuale amministrazione, conclude il movimento, rimarranno utopia se la nuova giunta non cambierà presto metodo e pratica rispetto al passato.